Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati, buongiorno a tutti amici dell'oroscopo, un saluto, un buongiorno anche da me Maria. Siamo pronti a partire e soprattutto oggi a sostenere i nostri scaramantici, perché oggi martedì 13 settembre, lo sappiamo che voi ogni volta che vedete il 13 molti si fanno proprio pigliare, catturare da quell'ansia che non serve naturalmente, ma andiamo un po' a capire come andrà la giornata. Intanto dai, partiamo così e partiamo dai nostri 12 segni. Ariete, iniziamo proprio da voi come al solito, che oggi dovete gestire le bizze lunari nei confronti di Plutone. Queste infatti vi porteranno a imbattervi in alcune circostanze in cui vi servirà grande abilità nel trattare. Che fatica, ma alla fine andrà bene. Evitate l'ostinazione, se una strada si dimostra poco promettente potreste decidere di cambiarla anche all'ultimo minuto, pensateci su. Toro, voi oggi avete bisogno di ritagliarvi qualche ora di solitudine e silenzio per proprio andare a ponderare su alcune questioni in particolare. Riflettere in mezzo alla confusione non funzionerebbe, sarebbe quasi impossibile. Una volta poi che avrete compreso, e se avrete compreso di essere sulla retta via, non esitate ulteriormente perché perdereste solo tempo prezioso, attenti. Gemelli, voi come sempre, ma in particolare oggi, avete gli occhi ben aperti e anche se qualcuno tentasse di mettervi con le spalle al muro, cosa da non fare con voi, avrebbe di sicuro da digerire un'amara delusione, noi vi abbiamo avvertito. Aggiornate le app, il sistema operativo, insomma tutto ciò che è digitale, così non vi ritroverete a dover aspettare in un momento cruciale che potrebbe arrivare presto. Cancro, siamo arrivati a voi, anche se magari per oggi non riceverete subito l'elogio in cui speravate, continuate a fare il vostro dovere con grande impegno e dedizione, questo dovete farlo per voi, ricordatelo. Le tentazioni poi sono molte, lo sappiamo, ma voi sapete bene come resistere, alla fine però ne sarà valsa la pena, promesso. La posta in gioco è alta invece per voi amici del Leone, ma voi avete la situazione completamente sotto controllo, anzi vi diciamo anche di più, le occasioni improvvise non vi preoccupano, anzi vi stimolano, vi mettono quel pizzico di pepe. Di certo non vi accontentate facilmente, non siete i tipi, avete grandi aspirazioni anche se non sempre raggiungibili, ma voi ci provate comunque, bravi. Vergine, state cercando una giustificazione a una vostra piccola defiance, meglio però non arrampicarvi troppo sugli specchi, accettatela questa realtà che ormai è evidente. Se volete davvero migliorare il vostro rendimento, invece lasciate perdere l'operato altrui e concentratevi solamente sul vostro orticello, questo è il modo giusto di procedere. Bilancia, amici, iniziamo subito dalle buone notizie perché da questo pomeriggio l'opposta luna in Ariete perderà il suo vigore e così tornerete a respirare a pieni polmoni senza avere sempre quel fiato sul collo che in questi giorni sentivate fortemente. Non è ancora il caso però di spingervi al di là dei vostri limiti, pazientate un po' con serenità, godetevi questi attimi, chiamiamoli magari così, di relax. La settimana è iniziata da poco, lo sapete bene anche voi amici dello Scorpione, ma le faccende iniziano ad accumularsi sempre di più. Se proprio non riuscite a fare tutto da soli, chiedete un aiutino che fa sempre comodo. Nelle pulizie domestiche, e qui entriamo proprio in campo pratico, l'unione fa la forza. Fatevi aiutare magari da tutta la famiglia, ognuno farà un pezzettino e così avrete raggiunto l'obiettivo. Rimaniamo un po' sempre sulla stessa strada, anche con voi del Sagittario, perché vi ricordiamo prima il dovere e poi il piacere, anche se vorreste davvero molto poter sovvertire le regole, lo sappiamo, furbetti, le imposizioni non fanno proprio per voi. Non vi accollate poi un ulteriore incarico, in particolare se vi sembra non poco pesante, insomma quello che avete già assunto, avete già da fare molto per conto vostro. Capricorno, e siamo arrivati qui da voi solo per ricordarvi, così siamo di passaggio, che ad alcune cose potete davvero dire di no, un no secco, senza ripensamenti, senza mezze misure, usando la forza oggi tagliente, chiamiamola così, della quadratura lunare con Plutone. Infatti siete già abbastanza determinati, non avete bisogno di ulteriori suggerimenti, avete addirittura uno sguardo che vogliamo definire penetrante oggi, usatelo al meglio. Acquario, l'impellente bisogno di comunicare il vostro vi spinge a non staccarvi oggi da quel telefono, neppure per un momento. Non starete mica esagerando un po', lo diciamo? Siete portati a incominciare più cose di quante poi ne abbiate la possibilità di portare a termine. Siete fatti così, ma fate attenzione perché non sempre potete riuscire a fare tutto, ricordatelo. Chiudiamo con i nostri pesci anche in questo martedì. A voi occorre oggi un suggerimento sapiente di un esperto. In caso potete chiedere consiglio anche qui a noi. Non c'è nulla di male in fondo a non essere preparati al 100% in tutti i campi della vita. È normale, tranquilli. Un bilancio consuntivo di alcune attività poi potrebbe regalarvi qualche piccola sorpresa, ma solo alla fine. Intanto ciò che potete godervi è solo lo stress. Respirate a fondo e continuate sulla vostra strada con calma. La strada, la stessa che ci porta alla fine anche dell'oroscopo
l'oroscopo del giorno in questo martedì 13 settembre. Intanto è tutto dalle nostre stelle, noi ci ritroviamo domani mattina ancora con tutte le novità dell'oroscopo. Una buona giornata a tutti, anche da me Maria, e buona fortuna. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.